Allora, grazie intanto di avermi invitato, ringrazio la mia collega Valeria, so anche è una tosta che quando sente i problemi chiama e rompe le scatole. No, ma è giusto che sia così. Però devo ringraziare anche il mio amico Corrado, sì, Cristiano Corazzari, che francamente c'è una storia lunga che ci ha accomunato in tante battaglie anche in Consiglio regionale e che alla fine ci ha portato anche ad avere un bel legame di amicizia. Saluto il sindaco, saluto l'amministrazione. Allora, intanto da questo incontro vado via con una serie di cose che ho imparato e mi sono segnato. Però andate via, usciamo da questa sala con una possibilissima proroga delle concessioni demaniali, perché faremo la delibera, i nostri due alti funzionari dirigenti mi hanno dato delle certezze, quindi io salgo in macchina e mi metto a lavorare su questo punto, perché è fondamentale, perché senza la patente non si va da nessuna parte. E questo è il primo passaggio. Quindi questi incontri servono. C'è stata la lista della spesa e non riesco neanche a sintetizzare tutte le cose che avete detto giuste. Però quando si va e si va nel centro del discorso, come nel caso della concessione, bisogna fondamentalmente prendere se si può fare e farla subito. Quindi quella delibera noi la faremo con velocità. Seconda cosa, vorrei ringraziare un ministro e anche un sottosegretario che su queste questioni si è speso, perché il ministro Lollobrigida ha lavorato alla nomina del commissario Gangogù, ha lavorato per la conversione al 102 anche sulla pesca e ha portato tanti soldi. Ha ragione quell'intervento di quel signore che dice bisogna avere una prospettiva, bisogna dare una prospettiva. È altrettanto vero però che a me piacerebbe, amici, tornare qua fra un po' di tempo e al di là della proroga della concessione vedere un'applicazione del piano morfologico e vedere un progetto sul porto di Pila che inizia e dà risultati. Però attenzione, non possiamo permetterci di tenere un porto bloccato intanto approviamo il piano morfologico. Dobbiamo comunque fare degli interventi che sono tampone, che sono interventi che non sono risolutivi, ma non possiamo bloccare le barche sul porto. E vi parla uno che di pesca non se ne intende, ma è la logica della questione. Non possiamo fermarle. Quindi attenzione, lo dico, vi annuncio anche che faremo un tavolo urgente su questa questione, ma qualche intervento risolutivo importante bisogna tenerlo in considerazione e bisogna metterci i soldini. Il dragaggio, come aveva fatto il prefetto Illo Tempore, magari costa di più, ma ci dà un po' di ossigeno. È vero, si compra del tempo, ma non possiamo tenere fermo delle barche che costano e che c'è del personale fermo anche. Questo è un passaggio. Poi io ve lo dico e arrivo al cuore del mio brevissimo intervento. La laguna è un mondo a sé, delicatissimo, complicato, pieno di risorse e anche di opportunità, fatto di tante realtà. Ho sentito Rosolino, ho sentito Porto di Pila, ho sentito altre realtà. Commissario, bisogna, secondo me, se vogliamo dare una prospettiva e avere un po' di forza anche nel realizzare interventi, considerare anche l'ipotesi di un commissario nazionale governativo che metta in fila una serie di cose. Lo dico, purtroppo in Italia le cose ormai si fanno col commissario. Perché è così? Io spero nel piano morfologico, spero nella sistemazione del parere delle commissioni ambientali di avere una velocizzazione di quello. Però attenzione che da quello che ho sentito, è la prima volta che sento tutte queste questioni qui, ma tornerò presto,
A mio avviso, se noi vogliamo mettere in fila, dobbiamo pensare a un qualcosa di straordinario. Valeria, te lo dico, guarda che io non sono abituato a fare il saputello e con molta umiltà ho ascoltato e mi porto via anche una serie di questioni. Però qui la cosa è complicata. Perché è vero, commissario, che lei ha detto delle cose bellissime sull'utilizzo e la trasformazione del granchio blu, però a me piacerebbe onestamente vedere ancora un mercato della vongola verace. Bravo. Ve lo dico perché sono un grande divoratore e mi piace, ma perché questa è la storia, la consuetudine, la tradizione di questo territorio. E l'eccellenza, perché è riconosciuta da tutti. Quindi qua lo dico, io non ho promesso solo una cosa, questa delibera di specifica. Sulle altre questioni però un tavolo con le infrastrutture, con l'ambiente, con il demanio idrico che lo rappresento io, con l'agricoltura che la rappresento io, con la pesca, con le associazioni, non un tavolo enorme, perché altrimenti ci perdiamo, ma un tavolo in cui qualche problema di semplificazione può venire fuori. Io onestamente, Valeria, se mi dai una mano, Cristiano, se mi dai una mano e tu lo sai, e lo sai fare bene, io lo farei. Lo farei. Poi, e finisco, lo dico con molta franchezza, terrei in considerazione, ma questa è un'idea pazza di un montanaro, quindi potete anche fare a meno di averlo ascoltato. Io ho una valutazione di acquistare, facendo un grosso investimento, una bella draga. Io onestamente, perché capite che o facciamo i lavori seriamente o facciamo il busetto per far passare l'acqua. Ecco, tutto qua. Ecco, su queste considerazioni io ci metto a faccia. Un grande mondo. Torno qua ancora, sicuramente. Dobbiamo, anche con Valeria che conosce molto bene l'ambiente, frequentare un po' di più ancora il sottosegretario e anche il ministro, magari portare a casa anche un po' i soldini, però guardate, se facciamo squadra, la partita non la vinceremo, ma un po' di prospettiva la diamo e io posso tenere la testa alta. Grazie e buona serata.